buongiorno l'Italia. Oggi parliamo di una cosa che può essere molto interessante per tutti, ma soprattutto per chi vuole prendersi il periodo sabbatico, vuole fare l'avventura dello full timer stereotipato o vuole semplicemente vivere tranquillamente. Il risparmio. C'è sta una serie di coincidenze oggi, no? Perché è venuto più volte fuori il discorso con amici e altrove del spendere, sperperare e il risparmiare, e poi anche un po' del mio stile di vita. L'ultimo episodio che mi ha fatto venire, diciamo, voglia di fare il video e anche spiegarti un po' come funziona e come puoi provare anche te, secondo me, a vivere, è nato qui dentro a questa scatoletta qua, esattamente nei commenti YouTube. Praticamente appena uscito il video dove ero io in Croazia, all'isola di Krk, dove un po' scherzosamente, un po' anche sul serio, mi lamentavo del fatto di dover pagare 6,36 € per passare il ponte, no? Poi sai che Singano su ogni cosa gli piace ripeterla, no? Fare un po' il tormentone, come ad esempio il tipico. Allora trovi la puntata che dico tipico ovunque. Quando ero in Slovenia c'era scritto Feel Slovenia, allora che significa percepisci la Slovenia, allora io percepisci qua, percepisci là, percepisci tutto. Stessa cosa, insomma, è nata questo discorso di 6,36 e là ci ho dato dentro, insomma, ecco. Però purtroppo, vedi, a me piace anche fare umorismo, sarcasmo, metterci quel pizzichino di sale in più al canale, però purtroppo non tutti sempre capiscono quando uno sta scherzando o comunque non capiscono le battute. Vabbè, pazienza. Nel commento c'era scritto: che casino per 6 euro, 6,36 €, sei proprio esagerato, non andare a viaggiare, se ti fa male pagare un pedaggio, dai, punto esclamativo. Allora, ti sei mai chiesto, questo adesso mi rivolgo a tutti, non a chi ha scritto il messaggio, come mai Singano ha tutto questo tempo libero? È sempre in giro, perché si sposta una volta in spiaggia, una volta al parco, poi va al Vasone, poi va in montagna, e va in Grecia, e va in Francia, e fa tutti i suoi giri, i suoi weekend, le puntine, e si compra la Sony, e si compra questo, e si compra quello. Contemporaneamente Singano non ha un lavoro fisso e non ha alcun tipo di entrata, non ha affitti, non ha niente, e quindi ti dirai, ma come riesce? Probabilmente dando peso a tutte quelle cose, come ad esempio i 6,36 € che sono spese inutili, furti e via discorrendo. Ovviamente la bella vita non la faccio solo risparmiando i 6,36 € del pedaggio, non facendo le autostrade eccetera, perché se tu noti Singano ha una guida molto economica, non ci dà praticamente mai dentro nell'acceleratore, mantiene una velocità abbastanza bassa, tiene sempre in coppia alla quinta, in poche parole, e non mette mai sotto sforzo il motore, non fa la spesa, nel senso che, come ti ho spiegato più volte, io ho sempre da mangiare e quando voglia vado nei supermercati per comprare solo ed esclusivamente le offerte, risparmiando dal 30 al 50%. Compro solo ed esclusivamente tutto su Amazon, se c'è una cosa che si rompe, che non mi va bene, vedo che è inutile eccetera, faccio il reso. Quando sono da solo non vado mai in campeggi, aree di sosta a pagamento e via discorrendo. Come anticipato prima, l'autostrada non la prendo praticamente mai, a meno che non sia proprio necessario, tipo quando ho appuntamenti con delle persone. Ho scelto ho scelto i miei camper solo esclusivamente perché avevano il bombolone GPL e infinite altre cosine che magari a una persona non molto attenta o a una persona che parte subito con i suoi preconcetti può sembrare che il Singano tipo è un tirchio eccetera eccetera. In realtà Singano ama la libertà, in realtà Singano ama il suo tempo e pertanto cerca di far di tutto per avere più tempo e esperienze possibili. Il tempo e le esperienze, ragazzo mio, non sono gratuite, costano. Per avere tempo e esperienze tu ovviamente devi lavorare, come fanno tutti, però qui torna al discorso di prima, meno sprechi, perché sono sprechi secondo me l'autostrada e questi pedaggi e tante altre cose, meno sprechi hai, meno soldi ti escono,
meno hai bisogno di andare a lavorare, che significa più tempo per te stesso, più soldi risparmi, poi più anche puoi andare in giro. Non voglio convincere assolutamente nessuno, cioè questa è la mia vita, io la gestisco a modo mio. Poi vedi, spero che la maggior parte insomma l'abbia capito questo discorso, è che Singano non è affatto un braccetto corto, odia semplicemente gli sprechi, perché Singano si è preso una macchinetta da 1400 euro, si è preso l'obiettivo da 600 euro, la GoPro da 400 e passa, il computer da 2004 e rotti. Voglio dire, io spendo, non è che non spendo, io in tutta la mia vita ho sempre lavorato un casino e sono sempre stato col conto a zero in banca, proprio perché spendevo un casino, e ho girato veramente ovunque con la Smart e con la moto, ho frugato un sacco di moto, di motori, questo perché potevo permettermelo non sprecando in tante altre cose. Vedi tu, è una scelta, ripeto, non ti devo convincere, ti spiego come funziona qui da me, che nulla è gratuito e che il tempo per me è la cosa più preziosa che c'è. E oltre al tempo, mi ripeto, ritorno indietro su quello che ho già detto, ci sono anche le esperienze, tempo e esperienze. Cosa succede? Quel viaggio in Grecia, io per quel viaggio in Grecia adesso di preciso non mi ricordo, però ho speso dalle 2 alle 300 euro tipo di gasolio, vabbè, olio di semi, ok, e per il mangiare ho sempre mangiato prendendo le offerte dai supermercati, quindi ho pagato niente, e qualche volta sono andato in ristorante proprio perché ti facevi quelle mega mangiate con 8 euro, ovviamente stiamo parlando dei paesi dell'est. Se io per quel viaggio in Grecia avessi speso 1000 euro, tu credi che avrei potuto permettermi tutti i viaggetti che ho fatto dopo? Capisci? Idem pure quando vado a fare i miei weekend, cioè andatura veramente straeconomica, spendo dalle 20 alle 40 euro di gasolio per dei bei viaggetti, perché tieni conto che con 50 euro arrivo attraverso l'Italia, arrivo fino al confine con la Francia, non vado nelle aree di sosta, non pago nessun tipo di servizio, non pago autostrade, non compro neanche da mangiare, non vado ai ristoranti, non vado a bar, non vado neanche a bermi il caffè, e quindi capirai che se io per una bella uscita, un bel weekend, una bella vacanzetta mi spendo 20-40 euro al posto di 300, sai quante vacanze in più posso permettermi, cioè vacanze, i giretti insomma, ecco. Quindi focalizziamoci bene su questo punto. Singano ha 10 sassolini da spendere, invece di spenderle 5 sassolini in un'occasione e 5 in un altro, ne spende 2, 1, 2, 1 e così moltiplica le sue occasioni. Oppure anche, senza arrivare a 10, Singano arriva tipo a 4, a 5, gli avanza 5, quindi non ha bisogno di insistere a lavorare per ritornare ad avere 10, è semplice matematica. Spero che nessuno si sia offeso, spero di non aver fatto assolutamente la parte del saziente o quant'altro, spero invece di averti dato una piccola spinta, diciamo, perché anche tu possa vivere un po' più leggero. Ricordiamoci infatti i discorsi che facevo anche nei primi video, per quanto io abbia sempre lavorato, addirittura a volte facevo anche 2 lavori, io ero sempre a zero col conto, vuoi le bollette, vuoi questo, vuoi quello, il tipo di vita, eccetera eccetera. Da quando sono andato a vivere in camper, facendo lavori veramente sottopagati oppure facendo lavoretti per conto mio, io veramente sto facendo tra virgolette la vita da nababbo, nel senso che non ho esigenze, cioè capisci, non devo coprire delle spese, perché secondo te è più ricco chi si guadagna 800 euro al mese e ne spende 100 o chi guadagna 10.000 euro al mese e ne spende 9.950?
life is happening around you. Do you care? When is the last time you felt alive? You watched the sun